Romina, come è nato Luci sulla buona strada? Che finalità vi siete posti? Allora, con alcuni ragazzi abbiamo capito che c'è una cosa molto importante da far passare anche ai giovani, che la strada non è solo morte, ma se prendiamo tutte le precauzioni giuste, se guidiamo bene, se stiamo attenti, bisogna andare un po' più piano, è meglio metterci 5 minuti più, ma arrivare sani. Dico sempre, è meglio un rimprovero, ma essere qui vivi. Il messaggio è che non vogliono più che altre vite perdano o altri familiari subiscono i dolori che abbiamo passato noi. Solo vederli qui in silenzio, di ascoltare le parole che dicevano i ragazzi, per me è stata la dimostrazione più grande di quanto questi giovani, di quanto ci tengono veramente a queste vite che non ci sono più fisicamente, ma che nei nostri cuori rimarranno sempre. Avevi lanciato a ottobre anche un'iniziativa, tu quella degli sportelli, che direzione sta prendendo? Allora, innanzitutto noi incominceremo e lavoreremo con un'associazione che adesso si sta mettendo in moto, grazie anche al consiglio dato anche dal Presidente Zaia e con l'aiuto appunto anche dell'assessore De Berti, portiamo avanti questa associazione. Quando è pronta, che non manca molto, verrà appoggiata, come lui mi ha detto, dalla Regione. Entreremo in scuole e tutto quanto e dopodiché i ragazzi cominceranno a dimostrare quello che valgono, perché l'hanno già dimostrato stasera, e io continuerò per il mio obiettivo, quello di aprire un piccolo sportello, uno spazio per aiutare chi veramente ha bisogno anche di 5 minuti, anche di un abbraccio. Attraverso quello che noi abbiamo detto alla gente e abbiamo fatto ascoltare, volevamo trasmettere quanto questi ragazzi ci mancano tanto, li viviamo ogni giorno. Noi alla gente questa sera volevamo far capire quanto noi ci teniamo che ciò che è accaduto quest'estate, quest'inverno non accada più. L'ultima canzone che abbiamo trasmesso qui in Comune San Donà è stata Piccola Stella, perché tutti i nostri amici sono delle piccole stelle che ci accompagnano nel cammino di adesso della nostra vita e noi vogliamo custodirli sempre senza mai far perdere il ricordo di nessuno, devono vivere sempre.